noi dobbiamo difendere l'operato dei nostri collaboratori e il buon nome dell'azienda ULSS. Per cui, proprio per questa trasparenza massima, trasmetteremo la documentazione in procura, perché solo la procura può fare chiarezza, massima chiarezza. Portiamo le carte in procura, anche perché siamo, come dire, stati infangati e noi riteniamo anche ingiustamente. Casa Fenzi, l'ULSS 2 non ci sta a vedersi addossare responsabilità sulla gestione nella casa di riposo coneglianese dell'emergenza Covid, su cui pesa un esposto presentato dai familiari degli ospiti. In diretta a Facebook il direttore generale Benazzi ripercorre le azioni dell'ULSS dai primi provvedimenti datati 24 febbraio in poi: fornitura di dispositivi, screening di ospiti e operatori, Individuazione di nuclei di isolamento, evitare i percorsi comuni. Ecco, e qua ovviamente era importante, ma ci è stato riferito che per esempio la Fenzi qualche ospite autosufficiente si è spostato all'interno di spazi comuni e questo non andava bene. RSA supportate passo dopo passo, dice Benazzi, compresa a Casa Fenzi, da cui arrivavano però segnali contraddittori. Il 15-4 il presidente della casa di riposo Fenzi ci scrive che perdurano delle difficoltà varie all'interno della casa di riposo. Quando uno pensa a difficoltà vuol dire beh, siamo in un gran casino, quindi attenzione, siamo tutti. E poi esattamente il giorno dopo, il 16, ci chiede di riprendere nuovi accoglimenti. Con i risultati che è poi il direttore dei servizi sociosanitari dell'ULSS del Re a tradurre in numeri. Positivi 112 pari al 58,95% e negativi 78 pari al 41,05%. E questa è la percentuale più bassa in assoluto in tutte le strutture per quanto riguarda i negativi. Noi non vogliamo gettare la croce addosso a qualcuno, lungi da noi, però non vogliamo essere accusati ingiustamente. Carte in procura per quello che è il caso più complesso nel panorama delle RSA trevigiane, 33 quelle completamente Covid-free, in particolare nell'Alta Marca e nell'Asolano. Tra le strutture in cui si è concentrata l'attenzione invece il GRIS di Mogliano. L'Istituto Costante GRIS su 131 ospiti ha positivi 61 pari al 46,56% e negativi 70 pari al 53,44%. Case di riposo che restano il fronte principale, dunque, che con il caso Fenzi lasciano l'ambito strettamente sanitario per sconfinare in quello giudiziario.